Lei ha usato la sala parto solo una volta, quando ha dato alla luce il suo unico figlio. Di fatto però è come se di figli ne avesse più di 5.000, tutti i bambini che ha fatto nascere in 42 anni di lavoro come ostetrica, sempre agli ospedali riuniti Padova Sud, Madre Teresa di Calcutta, di Monselice. L'11 ottobre Gabriella Bagatella, 60 anni, di Arre, andrà in pensione. Porterà con lei i ricordi di tutte quelle donne che ha aiutato a diventare mamme, le ha assistite e accudite nel momento più emozionante della loro vita. Ha preso in braccio e consegnato più di 5.000 neonati che hanno ricevuto la sua carezza delicata. Un lavoro che è stato una passione per Gabriella, prima infermiera professionale, poi ostetrica, studiando la notte sulle fotocopie dei libri. Tantissimi ricordi, per ogni storia porta con sé un'immagine d'amore, il travaglio e il dolore che scompaiono alla vista dei piccoli nascituri. In 42 anni di lavoro sono cambiate molte cose, dice. Le donne sono diventate giustamente più esigenti, adesso affrontano la gravidanza e il parto ad un'età diversa. I bambini no, loro sono rimasti uguali. Gabriella a novembre andrà in Perù per dedicarsi al volontariato.